Originario di Sant'Anastasio di Cessalto e già studente del seminario di Ceneda, Vittorio Moretto da più di 10 anni svolge il proprio ministero a Monterrey, nel nord del Messico. È stato missionario anche in Togo e ha ricoperto importanti incarichi nella famiglia comboniana come vicario generale e formatore a Parigi. Particolarmente impegnato nel campo della formazione, è autore anche di alcune pubblicazioni. Lo scorso ottobre è uscito anche in Italia il suo ultimo lavoro, Fede Feriale, un libro che, nella versione spagnola, Más que una apuesta, più che una scommessa, ha incontrato un successo inatteso. Nel suo libro, padre Vittorio pone una domanda fondamentale. È possibile mantenere la gioia di vivere anche quando le circostanze ci impongono fatiche e sofferenze? Lui ha trovato la risposta nel seguire Cristo e ne dà testimonianza in termini concreti, con esperienze vere e volti di persone incontrate negli anni. A settembre, mentre era in Italia per una breve vacanza, Giulia Salmaso lo ha incontrato e vi proponiamo l'intervista che aveva realizzato, che inizia proprio con il capire quale realtà sia quella messicana dove opera padre Vittorio. Il Messico è un grande paese, prima di tutto, 7 volte l'Italia in quanto a territorio, 108 milioni di abitanti, quindi questo è il contesto. Poi, come ha detto un antico, non so come si dica, presidente del Messico, ha una grande fortuna e sfortuna, troppo vicino agli Stati Uniti e troppo lontano da Dio. E io vivo nella parte nord del Messico, vicino agli Stati Uniti, è l'unica casa che noi comboniani abbiamo nel nord del Messico e sono lì per l'animazione missionaria perché ci sono zone del Messico che sono molto cattoliche e allora è bene anche sviluppare la sensibilità alle missioni più povere e all'estero, nel nostro caso a favore di Africa. Anche abbiamo aperto in Asia e siamo naturalmente in America Latina. Però anche in Messico abbiamo 4 missioni tra gli, sono mezzi indios, mezzi no, in Oaxaca e in Guerrero, sono 2 stati del sud del Messico. Lì siamo presenti con 4 comunità. Le notizie che arrivano in Italia della situazione messicana riguardano il difficile rapporto con i vicini Stati Uniti, come lei ricordava, quindi il problema del confine, il problema anche del respingimento ai confini. Ecco, anche nella sua missione si vive questo tipo di problema. Sì, molto forte, anche se è più al centro-ovest, perché bisogna ricordare che il Messico ha 3.000 chilometri di confine con gli Stati Uniti, quindi 3.000 si dicono facilmente, ma sono tanti, no? E c'è il problema del passaggio, non solo messicani, è gente che viene dal Centro America per passare negli Stati Uniti, e per cui si calcola che sono come 10-12 milioni quelli che sono dell'altro lato, come dicono lì in Messico, no? Però il problema più grosso adesso lì nel nord del Messico, sfortunatamente, più che questo problema che viene dagli Stati Uniti, più che dai messicani, è il problema delle lotte interne che ci sono ai vari cartelles dei narcotrafficanti. Quello sì è un fenomeno di questi ultimi 3-4 anni a livello così vistoso, di cui si parla anche qui in Italia, ogni tanto la televisione parla di questo. Anche la droga, quindi, sì. Quindi droga, difficoltà di convivenza, un flusso immane di persone che passano attraverso questo territorio. Come gestirlo in termini di fede? Quindi qual è il punto fondamentale della vostra missione in quest'area specifica del mondo? Noi non siamo, siamo unica comunità lì, non siamo direttamente in questa cosa, no? Però la chiesa locale sì, è abbastanza viva in questo campo con strutture di accoglienza e ci sono nella parte fronteriera della frontiera sono vari istituti lì che attendono questo fenomeno nel limite del possibile perché è una goccia nel mare, però noi non siamo direttamente, anche perché siamo a 2 ore e mezzo dagli Stati Uniti. Padre Vittorio, veniamo a un argomento che c'è più confacente, che sono i suoi libri. L'ultimo, appena pubblicato in traduzione italiana, si intitola Una fede feriale. Si parla quindi di quotidianità della sua missione, della sua fede, del suo mandato?
Sì, beh, il libro è nato in spagnolo, è uscito l'anno scorso in Messico e ha un buon esito lì dove vivo io, nella parte centrale del Messico anche. E il libro è nato da una idea che mi è venuta 4-5 anni fa. E qual era l'idea? È successo così, che partecipando a una riunione di persone che avevano compiuto 60 anni, abbiamo fatto 3 giorni di formazione, no? Su questo, è venuta anche una psicologa a parlarci. E terminando la riunione, una mattinata intera, ha detto: adesso vi dico a voi quello che dico quando vado con altre persone della vostra età, che sono nonni, così. Dico: cosa pensate di lasciare in eredità a quelli che vengono dopo di voi? E lei ha detto che la maggioranza della gente risponde: beh, io gli lascio un appartamentino, gli lascio un po' di denaro. Insomma, cose materiali. Ecco. E lei dice che sempre risponde: no, dice, questo è materiale, ma voi avete vissuto 60 e più anni, la vita, che cosa è stata per voi la vita? Lasciate scritto qualche cosa. E dice che la maggioranza della gente risponde: no, dice, non vale la pena scrivere ste robe, già i nipoti o pronipoti diranno: mio nonno del secolo passato, non c'è niente da dirci, no? E dice che lei sempre conclude così: anche se una sola persona, 20 anni dopo morti voi, legge queste 10 pagine o 2 che voi avete scritto e da queste pagine tira fuori qualcosa di utile per la sua vita, valeva la pena. E allora io ho detto: ma io ho qualcosa da dire. E così ho voluto scrivere questo libro. Questo libro è... Che però in spagnolo si intitola in modo molto diverso, che spiega forse nel titolo in modo migliore qual è lo scopo delle sue righe. Ma più che migliore, accentua un altro aspetto importante, no? Il titolo in spagnolo è Más que una apuesta, la dicha di un intercambio desigual, significa più che una scommessa. E come sottotitolo la fortuna di uno scambio ineguale, disuguale, non so come si dica, non uguale, no, alla pari. Perché qui la casa editrice voleva mettere in risalto che qui, da queste pagine, viene fuori dove è stata la scommessa della mia vita. Ci spieghi qual è stata. Ecco, questo è il punto. La scommessa della mia vita è stato in questo, che vedere come la mia umanità poteva incontrarsi con la umanità di Gesù Cristo. E siccome io sono missionario, come fare che la gente normale che io trovo possa, anche questa gente normale, per questo che nel primo capitolo, per esempio, qui parlo di molte persone concrete, tutte con nomi cambiati, fittizi, perché non era da salvare la loro privacy, no, la loro privacy, ecco, la loro privacy, no? Però è interessante, sono persone normali, con i problemi normali delle nostre famiglie, e tutte persone reali che io ho trovato, che mi hanno aiutato a intendere chi è Gesù Cristo e come Gesù Cristo poteva entrare nella loro situazione concreta. Quindi tante esperienze diverse che farebbe fatica, Padre Vittorio, a sintetizzarci al microfono in questo momento. Sì, chiaro, fatica, ma basicamente vuol dire questo, perché faccio delle esperienze meravigliose lì in Messico, qui sono appena di passaggio adesso, no? Sono nel mio periodo di riposo triennale, no? Però ho delle esperienze, per esempio gente che mi telefona, che dice: padre, sono io quella persona o quell'altra. Dico: guarda, non ti conosco, ma vuol dire che si riconoscono nei fatti normali della vita, no? Nei fatti normali della vita. E per esempio prima di venire via, ricordo proprio 2 o 3 giorni prima di venire qui in Italia, mi telefona una signora di mezza età che aveva detto che aveva ricevuto il libro, lo aveva letto, già era la sua terza lettura del libro, perché ha detto: più lo leggo più sento che mi sta aiutando. Lei era una persona molto impegnata dentro la struttura della Chiesa, aveva ricevuto molte difficoltà, molte critiche, anche molte calunnie,
quindi si sentiva in un momento di grande, diciamo, momento nero, e mi ha detto: vedo che leggendo il tuo libro ho una luce che dice no, anche da questo punto si può andare avanti, perché c'è una speranza. Per questo che loro qui, la editrice italiana, che è la EMI di Bologna, no? Editrice missionaria italiana, loro hanno preferito mettere un altro titolo, Una fede feriale, perché secondo loro questo libro aiuta la gente normale che lo legge a vivere con una speranza. Beh, allora, Padre Vittorio, non posso che chiederle, per terminare la nostra intervista, che tipo di consigli, di pillole di sapere, di fede e di speranza potrebbe dare ai nostri telespettatori. Di speranza? Ce n'è bisogno. Beh, ce n'è bisogno, ma io non ho pillole di speranza. Posso dire solo che la speranza è una persona che è risorta, che è Gesù Cristo. Allora è molto importante capire cosa aveva dentro nel cuore questa persona. E questo libro è scritto con questa finalità. Cioè, invece di pensare a un Gesù storico in maniera che ognuno lo pensa poco a modo suo, cerchi di entrare dentro in questa persona a livello proprio amoroso, storicamente fondato, e vedere come veramente lui è un po' diverso dal Dio che ognuno di noi si fabbrica. Ed è un Dio nato, morto e risorto, non per risolvere i problemi generali, per risolvere i problemi della persona, lì soprattutto dove la persona può essere felice o non felice. E questa era la scommessa della mia vita, come sarebbe più questo titolo, no? Però mi va bene anche questo perché spero che anche qui qualcuno dica: ah, anch'io allora posso scommettere su questa speranza che è Gesù Cristo. Questo è il messaggio del libro,